Eccoci qui amici telespettatori, di nuovo alla rubrica dei cuori solitari. Questa sera ho un ragazzo praticamente di Trapani che è in cerca della sua anima gemella, la sua ragazza ideale. Ve lo presento subito, si chiama Salvo ed ha 35 anni. Ciao Salvo. Ciao Alberto. Allora Salvo, tu praticamente sei in cerca della tua anima gemella? Sì. La ragazza ideale? La ragazza ideale. Ascoltami Salvo, tu sei stato fidanzato in passato? Sì, in passato sì, ho avuto una storia di 2 anni e mezzo e adesso è da 7 mesi quasi circa che sono single praticamente. Come mai ti sei lasciato Salvo? Mi sono lasciato perché, come ti posso dire? Incompatibilità di carattere, non andavate d'accordo? Non andavamo d'accordo, esattamente. Quanto siete rimasti insieme? 2 anni e mezzo quasi. 2 anni e mezzo, sì. quindi sei rimasto bruciato? Sono rimasto bruciato perché ho avuto una delusione più che altro, quindi come tu sai ti ho raccontato, quindi. Sì. Ascoltami Salvo, che lavoro fai? Io sono un barman. Un bar? Esattamente. Bel lavoro, questo. Sì, sì. Sempre a contatto con la gente. Conosco molta gente, Sì. una vita un po' movimentata praticamente, Sì. esattamente. Sempre a contatto con i giovani. Con i giovani, hai detto bene. Esatto. Benissimo. Va bene, ascoltami Salvo, diciamo tu sei automunito, sì? Sì, Quindi ti puoi spostare? Sì, mi posso spostare, non ho nessun problema, che ho la macchina. Sentimentalmente sei completamente libero? Sì, non sei mai stato sposato? No, sono libero, no. Abiti con i tuoi genitori? Per adesso sì, per poco. Poi andrò da solo a vivere. Ascoltami Salvo, quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo in una giornata? Alberto, come ti ripeto, i miei hobby diciamo non sono tanti, come ti ripeto a dire. La sera quando non lavoro esco con gli amici, passo le serate, andiamo a qualche pub, giriamo. Ti piace andare a ballare? Mi piace andare a ballare, sì, esattamente, perché pure poco tempo fa frequentavo una scuola di ballo e quindi. Ah, sai ballare? Sì, frequentavo una scuola di ballo latinoamericano. Mentre la musica che ascolti? Allora, come musica mi piace la commerciale. Ti piace la musica? E un po' di house, ma non molta. Cioè musica da giovani? Musica da giovani. Da ragazzi? Da ragazzi, esattamente, perché non mi sento, diciamo, per l'età che c'ho non mi sento ancora. Certo, ma effettivamente 35 anni non li dimostri. Non li dimostro, quindi. Secondo me non te li dà nessuno. Infatti. Li porti perfettamente. Bene, li porto bene. Cos'è che ti ha convinto praticamente a presentarti nella nostra trasmissione? Nella rubrica dei cuori solitari? Semplicemente perché ci sono stati degli amici che me ne parlavano di questa trasmissione e vedo che qualcuno si è fatto fidanzato e quindi ho detto ora contatta Alberto così vediamo. Quindi hai visto che la cosa funziona? Ho visto che la cosa funziona, che è un bel programma praticamente che vedono tutti praticamente e quindi mi sono convinto e sono venuto da te perché come ti ripeto a dire non è da me andare in giro a fare queste cose perché non mi piacciono, però
ho la convinzione che la cosa... Io ti ricordo che venire in televisione, anche, lo diciamo anche qua agli amici telespettatori, venire in televisione per cercare l'anima gemella Sì. è diciamo, una bella cosa, Una perché bella cosa, esattamente. soprattutto dà anche un certo senso di sicurezza nei tuoi confronti, Sì. perché se tu magari avresti voglia, non so, di divertirti o di fare cose magari brutte, non verresti in televisione a esponerti Pubblicamente. esatto, Esatto, pubblicamente la tua immagine, per cui Infatti. già solo questo, il fatto che tu ti presenta Sì. qui in televisione praticamente dà un certo senso di sicurezza. Senso di sicurezza, hai detto Giusto? bene, hai detto le parole giuste. Perfetto. Amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Salvo, un ragazzo di 35 anni di Trapani che è in cerca appunto della sua ragazza ideale, la sua anima gemella. Per tutte quelle di voi che fossero interessate a conoscere Salvo personalmente, non possono fare altro che chiamare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Salvo è qui, è un bravo ragazzo, ripeto, va cercando a tutti i costi di sistemarsi e di crearsi una famiglia, anche perché 35 anni giustamente ci sono e Certo. quindi è venuta l'ora praticamente di Sistemarmi, esatto. esattamente. Per cui ripeto, per tutte quelle di voi che volessero contattarlo, lo chiamino al suo telefono che state vedendo in sovraimpressione, ok? Salvo, che cosa possiamo dare come messaggio alle telespettatrici? Che Come ti stanno messaggio dico soltanto una cosa, semplicemente perché non voglio andare avanti, dico soltanto se mi chiamo Salvo, chiamatemi e vedrete. Solo questo, Alberto. Vabbè, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche. Ciao Salvo. Ciao. Oh yeah.